oggi la distribuzione di un volantino che spiega alla città perché no il rigassificatore. Ricordiamo che avete fondato anche un movimento culturale, un'associazione che si pone degli obiettivi precisi. Ecco, ma secondo lei, Alessio Lattuca, che è stato sempre per il no al rigassificatore, ecco, si farà, si può fare, c'è effettivamente una volontà da parte dell'ENI di fare il rigassificatore, o dell'Enel, insomma della SNAM, di qualunque società nazionale? Allora, il tentativo di questi soggetti di fare il rigassificatore è evidente ed è chiaro. La dichiarazione di Starace, secondo il quale questo impianto costerebbe al pubblico denaro 1,5 miliardi, è un tentativo per, come sempre, è un pretesto per dire ai soggetti che dovrebbero accogliere un impianto così pericoloso: fatelo perché vi diamo in contropartita qualche cosa non vera. È falso quello che dichiara Starace, perché non è vero che costa 1,5 miliardi, ma siccome il gas è probabile che venga inserito nella tassonomia europea e quindi diventi green, si chiama di greenwashing, lo chiamano quelli che parlano bene l'inglese, non io certamente, è un'attività secondo la quale, siccome il gas servirebbe ancora per la transizione per qualche tempo, decidono di farlo entrare tra gli elementi green in Europa, in modo tale che possano avere contributi del PNRR, cioè il 70% di 1,5 miliardi farebbe 1,50 miliardi di contributi rispetto a un costo che loro hanno dichiarato essere di 600 milioni qualche tempo fa. Quindi dietro questa vicenda c'è una mezza truffa, parliamoci chiaro, una truffa alla buona fede degli agrigentini, i quali, secondo un principio di interesse, perché qua la disoccupazione la fa da padrona, potrebbero aspirare a qualche posto, cosa non vera neanche questa, per poter compensare tutte le questioni. Allora, il problema vero qual è? Loro lo vogliono fare perché hanno un interesse di carattere economico, sono delle persone avide. Speculativo, diciamolo chiaro, speculativo. È un'evidente speculazione sulla pelle degli agrigentini, che dovrebbero, come sempre, avere, per un malinteso senso di sviluppo, avere un impianto così negativo, così pericoloso, per cui, leggendo la locantina che abbiamo preparato, e diciamo perché no al rigassificatore, diciamo c'è un racconto secondo il quale il rigassificatore sarebbe necessario per fronteggiare la crisi energetica. Non è vero, perché la crisi energetica è oggi. Il rigassificatore, atteso che lo possono fare, devono cominciare da capo, perché tutte le autorizzazioni sono scadute, tutte, nessuna esclusa. Quella rilasciata nel 2006 dalla soprintendenza da Agrigento, allora era un soprintendente donna, quella del 2010 rilasciate da Pietro Meli alla SNAM per il gasdotto che dovrebbe attraversare la Valle dei Templi, un gasdotto di 14 chilometri che dovrebbe attraversare tutto il territorio agrigentino e non solo, ma soprattutto la Valle dei Templi. Quindi immaginate un mega metanodotto di 2 metri di circonferenza, di diametro, che attraversa luoghi come Colimbetra, per esempio. Ma è pensabile una cosa del genere? Non è pura follia? Cioè, diciamo, i visitatori della valle che ne hanno descritto la bellezza si rivolterebbero nella tomba sapendo questo. Allora, io mi chiedo se gli agrigentini sono disposti ad avere un rigassificatore che è un abuso, è una bomba sociale, è nocivo per la salute, è pericoloso perché la direttiva Seveso prevede che i rigassificatori non si possono fare in luoghi antropizzati, vanno fatti lontano. Invece questo sarebbe a 500 metri da un asilo nido, è una follia. Per cui è illegittimo, perché avrebbero dovuto chiedere la VAS e invece hanno chiesto solo la VIA, perché i luoghi antropizzati prevedono la VAS. Quindi, allora, a conclusione, perché il dibattito sarebbe lungo, a conclusione, cosa farete nell'immediato? Faremo una protesta amplissima, abbiamo tanti giovani che si sono avvicinati, il movimento che abbiamo creato è attrattivo per queste ragioni che ho spiegato, i giovani hanno una visione diversa dell'ambiente, sono giovani che in qualche modo seguono le vicende della Thunberg, di Greta, la famosa Greta, sono persone che hanno una sensibilità rispetto alla qualità della vita, all'ambiente
e alla sostenibilità diversa dalla nostra generazione, per cui nella nostra generazione c'erano quelle ambientalisti, ora sono invece un ideale ben preciso, loro intendono lottare usque ad mortem. Inoltre noi faremo tutte le opposizioni del caso, come abbiamo fatto in 20 anni, opporremo in tutte le sedi le loro attività, qualsiasi cosa emetteranno noi la porremo chiaramente, senza nessun problema.